Coach Bucchi, vigilia di Dinamo Virtus, campione d'Italia, però qualcuno ha dimenticato, stai tornando a casa? È vero, è sempre molto bello per me giocare a Bologna, che sia Virtus o Fortitudo, perché appunto è casa mia e quindi è sempre una gara particolare, sempre molto emozionante. Però ovviamente si va per cercare di fare il risultato, siamo consapevoli della difficoltà della trasferta, però mi conforta quello che i ragazzi hanno fatto durante la settimana, mi conforta il fatto che c'è stata veramente grande disponibilità, desiderio di lavorare, desiderio di scendere in campo nell'allenamento per sacrificarsi. Poi non so se questo basterà per vincere, ma ci dà la serenità per affrontare questa gara con la giusta determinazione. Hai parlato di un trittico, praticamente tre partite molto ravvicinate, che però ti serviranno ancora di più a creare chimica di squadra. Squadra che io, giusto per sottolineare qualcosa, mi pare di poter vedere un po' più consapevole dei propri mezzi. Uno su tutti, vorrei sottolineare, e come tu avrai avuto modo sicuramente di vedere, la gran prova di Kasper Treyer in nazionale. Questi sono segnali importanti. C'è bisogno di tutti, quindi che Kasper abbia fatto una buona partita che gli possa dare fiducia è fondamentale, per cui in questo momento riuscire ad avere il contributo anche suo è in questo momento importante, perché ripeto c'è veramente bisogno di ogni goccia di sudore, di ogni energia da parte di tutti. Avrà a disposizione 14 giocatori, la società insieme chiaramente sotto la tua egida vaglierà quello che sarà gli eventuali tagli che necessitano, visto che insomma il roster è corposo, diciamo così. Però questo è ancora di più forse un motivo di impegno in più da parte dei ragazzi. Cosa ne pensi, coach? Per una sana concorrenza all'interno del gruppo fa bene. Il fatto che qualcuno possa restare fuori fa parte ormai del lavoro dello sport professionistico e quindi ci sarà ovviamente quello che si dice un turnover, però è chiaro che questo può creare qualche tensione, ma una tensione positiva, perché crea alla fine quella competizione sana all'interno del gruppo che ti permette anche di alzare un po' il livello del lavoro, dell'allenamento e quindi del desiderio di giocare. Grazie e buon lavoro. Grazie.